Eccoci qua, eccoci qua. Buon pomeriggio a Luigi De Magistris, super ospite di Calcio Napoli 24. Ecco. Innanzitutto come sta? Io molto Di bene, Napoli. grazie. E l'atmosfera qui a Di Maro che ha trovato? Innanzitutto sembra di stare a Napoli, perché è attraversata da napoletani, da tifosi, da tanta gioia, entusiasmo e sostegno alla squadra. Ci volevo venire tante volte durante il periodo di sindaco, ma preso dal lavoro è stato impossibile. Quest'anno mi sono dato questa novità e sono contento di essere venuto. Poco fa ho scambiato pure una chiacchiera con mister Spalletti. Che le ha detto, se ce lo può dire? No, vabbè, è stata una chiacchiera soprattutto qualcosa come... di mercato? No, soprattutto come si trova a Napoli, insomma, è una persona cara e con molta umanità. Sì, che tra l'altro sta vivendo in hotel e qualcuno gli ha chiesto di vivere in più la città, credo che quest'anno lo farà. Sindaco, io la continuo a chiamare sindaco perché Non mi offendo. io ho 26 anni e quindi diciamo che la mia gioventù è stata durante... Avevi 14, avevo 14, 15 sì. anni. Sì, poi la seconda volta ho avuto anche il piacere di votarla, Allora lo diciamo. sono quindi, particolarmente onorato, grazie. volevo chiederle, c'è una piccola nota dolente in casa Napoli. Prego. Avevamo parlato della possibilità di dare la cittadinanza onoraria a Kalidou Koulibaly, diciamo che adesso ormai abbiamo mostrato le immagini, è in partenza da Milano verso Londra. Che ne pensa da tifoso, insomma? Sono molto amareggiato, devo dire, perché Koulibaly ha rappresentato l'anima non solo della squadra, un po' anche della città, no? Di questo connubio mediterraneo tra Napoli e l'Africa, giocatore di grande carattere, personalità, che faceva reparto, che ci ha dato anche tante gioie, come non possiamo non ricordare il gol a Torino con la Juve, quindi io non me l'aspettavo e speravo fino in fondo che si facesse di tutto per trattenerlo a Napoli, quindi vediamo come si completerà la campagna acquisti-cessione, però non è certo, per me da tifoso non è una bella notizia, ovviamente, anzi. È un momento di forte crisi per la società e la famiglia De Laurentiis sotto, diciamo, l'occhio del ciclone dei tifosi, ma quanto è difficile, lei che c'è stato diversi anni al comando di questa città, investire e lavorare in una città come Napoli, e non posso farla che la domanda sulle strutture, sulla difficoltà di costruire uno stadio o di rimettere a nuovo il Maradona nell'immediato futuro, e poi anche un centro sportivo. Proprio in questi giorni si è parlato tanto dell'ex centro di allenamento del Napoli, che è il Centro Paradiso, e che avrà diverse occupazioni da quelle del calcio. Guardi, c'è stato un momento all'inizio del mio mandato che c'era l'opportunità di fare uno stadio, poi la società decise di puntare tutto sull'allora ancora Stadio San Paolo. Poi quando abbiamo compreso che insomma, non si riusciva a costruire un ragionamento per farlo insieme, uno stadio nuovo, devo dire grazie all'amministrazione, grazie anche al riscatto di Napoli, con le Universiadi che sono venute a Napoli siamo riusciti a trovare dei denari almeno per metterlo in sicurezza, per sistemarlo un po', poi è diventato lo stadio Diego Armando Maradona e è chiaro che senza un impegno forte di una società uno stadio nuovo non si può ipotizzare, chiaramente di mano tutta pubblica. Se posso chiederle qual era la zona, quella di Baglioni? All'inizio ci fu una proposta seria che riguardava la zona orientale di Napoli, che si poteva ipotizzare uno stadio di ultima generazione, cioè quelli senza pista d'atletica, che come sapete allo stadio Maradona non si può toccare. Sì. Poi c'è stata anche una diversità di opinione, lo voglio dire con l'onestà intellettuale che mi contraddistingue, anche recentemente col Presidente, perché per me lo stadio è lo stadio del popolo, cioè non può esistere che tu ipotizzi uno stadio con poche migliaia di persone dove possono andare solo quelli che economicamente se lo possono permettere. Qual era la proposta da 30.000 posti? Sì, quella là che conoscete, questa secondo me non è praticabile in una città come Napoli. Napoli almeno da quando sono bambino, dai tempi in cui poi feci l'abbonamento, quando il Napoli comprò Maradona, è stato sempre lo stadio dove sì, c'è quello con i soldi che va in tribuna, ma ci sono le curve, i distinti e le altre parti dello stadio, quindi io vorrei che fosse sempre così l'impostazione. È chiaro che i settori popolari ci devono essere, ma a proposito di questo, sogniamo un po' da tifosi, potrebbe essere Dybala, l'argentino che torna al Maradona e a proposito di stadio riempie lo stadio e magari fa partire una campagna abbonamenti importante. Il Napoli ha bisogno sempre, secondo me, di giocatori destro, di fantasia, che magari hanno anche bisogno di ritrovare loro stessi entusiasmo. No? Dybala viene da una stagione certo non entusiasmante. Io ho sempre pensato
a Napoli come la squadra ideale per i sudamericani, per gli africani, perché qui è una città del sud, una città, quindi potrebbe essere sicuramente un giocatore, certo non compensa, ripeto, l'andata via, se veramente andrà via come sembra, hanno tutti per scontato Kalidou Koulibaly, però penso che sia un giocatore che a Napoli si possa trovare bene. Nel passato si è fatto anche il nome di Jeff Bezos come possibilità di investire nel Napoli. Ma è vero che voleva investire in generale nella città di Napoli? A me non mi è arrivato nulla di concreto, a me come sindaco mai. E poi per concludere veramente la ringraziamo per essere grazie a stato a voi. Calciopoli 24 TV. Le chiedo appunto quanto è difficile per un imprenditore investire in questo periodo storico a Napoli e quindi quale vede anche il futuro della società. Una previsione secondo lei se alla fine resterà la famiglia De Laurentiis oppure ci sarà? Guardi, io credo, non perché sono napoletano e ho fatto il sindaco, ma investire a Napoli conviene sempre. Molti fanno un calcolo sbagliato. È chiaro che a Napoli è tutto più difficile a cominciare a fare il sindaco, però vedi poi le soddisfazioni, no? Quando abbiamo lanciato la stagione degli eventi internazionali, all'inizio nessuno voleva venire a Napoli quando c'era l'emergenza rifiuti, poi dopo Coppa America, Coppa Davis, Universiadi, Giro d'Italia, cioè Napoli è una città che ha una marcia in più, bisogna crederci. Io ci ho creduto da sindaco con tutte le difficoltà, secondo me un imprenditore deve credere nelle potenzialità di Napoli, nei giovani di Napoli, nella bellezza di Napoli, e anche gli ostacoli certe volte servono pure per raggiungere obiettivi più grandi. Grazie mille, Grazie a mille voi, per tutto grazie. quello che ha fatto a Grazie, Napoli. grazie, con il cuore. Grazie Grazie, e buon grazie. lavoro a Luigi De Magistris, nostro ospite. Grazie mille anche a Ciro De Luca che ha reso possibile questa incursione.